Come a Torino, come a Genova, come in tante altre piazze italiane, anche a Portogruaro i poliziotti si sono tolti il casco. La folla, che da quasi 48 ore presidia la rotonda fuori dal casello autostradale, ha colto il gesto con applausi e il grido "bravi bravi", parole che mai negli ultimi anni si erano sentite in un corteo nei confronti delle forze dell'ordine. Che sia routine o un gesto clamoroso si è dibattuto tanto in queste ore. Mauro Armelao, segretario regionale UGL Polizia di Stato, non ha dubbi. Penso che sia un segnale sicuramente che fa pensare e che dovrebbe far pensare anche i nostri vertici del Ministero dell'Interno. Quindi vuol dire che comunque c'è la precisa volontà anche da parte delle forze dell'ordine di non incorrere in scontri inutili, perché, ripeto, anche le forze dell'ordine in questo periodo storico dell'Italia si trovano in forte difficoltà e per gli stipendi e per i tagli drastici che il Ministero dell'Interno e che i governi hanno fatto verso il comparto sicurezza. I presidi e i blocchi sono continuati per tutta la giornata di oggi. A Mestre, in via Righi e a Chioggia con il volantinaggio. La situazione più critica a Portogruaro, come 24 ore prima, se non peggio. La grande rotatoria, uno degli snodi principali per la viabilità della zona, è rimasta paralizzata. I blocchi a intermittenza hanno provocato code e disagi. E dalle 18:30 ci sono stati ulteriori disagi sempre in via Righi, dove i manifestanti hanno bloccato chi voleva andare verso Venezia. Tra ieri e oggi abbiamo